Tutto esaurito al Teatro Comunale di Vicenza, appuntamento annuale per il mondo veneto della caccia, con quasi 1000 persone, bandiere alla mano, pronti a difendere un'arte di difesa del territorio. Al centro dei lavori il piano faunistico venatorio, che in questo momento è in discussione in Regione, e la difesa del loro ruolo a tutela dell'ambiente. La caccia è una delle attività indispensabili per la corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, anche perché i cacciatori sanno perfettamente che se non c'è ambiente non ci può essere fauna e quindi neanche attività venatoria. Quindi i cacciatori difendono l'ambiente, lo difendono non per moda ma per necessità. Ci sono animali difficili da controllare, spiega la Regione, a partire dai cinghiali sui colli euganei, le nutrie che proliferano lungo gli argini, i cormorani per la pesca. Il ruolo delle associazioni venatorie è fondamentale in tal senso e da Vicenza la richiesta è precisa. Noi vogliamo che venga approvato questo nuovo piano con la collaborazione di tutti coloro che vogliono contribuire alla corretta gestione del patrimonio faunistico ed ambientale e quindi di tutti i cacciatori, di tutti gli agricoltori e la parte propositiva e non integralista del mondo ambientalista.